i miei alleati, gli atti impuri. Che peccati hai commesso? Allora, non ho rubato, non dico bugie, non ho ucciso nessuno, vado sempre a messa, voglio bene a papà e mamma, non sono invidioso per la solita cosa. Atti impuri. Da solo o in compagnia? Comunque ero da solo, però c'era anche il mio amico che lo faceva pure lui da solo, però un poco più in là, magari. E poi pure con la mia ragazza. Quante volte? 1 e mezzo, stava vestita la seconda volta. Combini con scollatura? No, maglione e pantalone. Peccato, veniale. E l'ho fatto pure una volta con la ragazza del mio amico. 100 glorie al Padre! Ah, ho fatto bene. È la penitenza che devi fare. E perché così dura? Hai commesso adulterio. No, è giovanissima. 3000 anni fa Dio dettò i 10 comandamenti a Mosè. I primi 5 dicevano praticamente una sola cosa. Voglio, adoratemi e onoratemi che qua comando io e non ci sta nessuno meglio di me. Dopo 1000 anni i cristiani lo modificarono e rimossero il secondo. Non ti farai immagini e non le adorerai. Se no cadeva tutto il business dei souvenir e delle feste patronali. E quindi aggiunsero il 10º. Non desiderare la donna d'altri, dividendo in 2 l'elenco delle proprietà dell'uomo maschio da non toccare. E soprattutto modificarono il 7º, non commettere adulterio, che diventò sesto, non commettere atti impuri, che poi ai tempi di Mosè era pure contemplata la poligamia. Quindi non commettere adulterio significava attento a non generare figli non legittimi che non potrai crescere e non nasconderti nella menzogna falsificando un rapporto non ufficiale. Infatti adulterator è il contraffattore. Per questo il vino adulterato non è un vino che ha scopato con l'acqua che il contadino ha aggiunto. Il sesso, già di per sé tabù nelle varie culture, divenne facile strumento di controllo e condanna delle coscienze. Nei 7 vizi capitali la lussuria è uguale a avarizia, invidia, gola. E tra i peccati che gridano vendetta c'è anche lo sfruttamento dei poveri e dei salariati. Ma l'ossessione per il sesso, il celibato, la verginità, la castità fanno apparire le espressioni genitali l'unico e più grave peccato. Intere generazioni hanno rifiutato Gesù preferendolo al culo della fidanzata. Vietato avere rapporti prima del matrimonio. Fai aspettare un sacco di tempo la gente in chiesa. La Chiesa è contro gli anticoncezionali, ma è aperta ai fallibili metodi naturali, aperti alla volontà di Dio. Veramente Dio, secondo la sua volontà, potrebbe pure bucare il preservativo. Il divorziato non deve giacere con un'altra persona, altrimenti è in perenne adulterio. Praticamente passi dall'essere uno sfigato al più arrapato Don Giovanni. L'omosessualità non è una colpa, ma bisogna praticare la castità. Così si riempiono i seminari e i poveri fedeli devono portare il brutto peso di una repressione clericale che diventa un'oppressione ossessiva. Invece di arrovellarci sul sesso e le condanne di una dottrina mutandara, cosa dovrebbe chiedere un prete in confessione o dall'altare? Sei contento? Vuoi bene alla tua ragazza? Sei generoso e caritatevole? E aggiungendo quindi, guarda che la tua felicità non consiste nello spinello, nella pugnetta e nel farti tutti quelli che vuoi. Post coitum omne animal triste est, dicevano gli antichi. Il peccato è tutto quello che nella sua pochezza diventa fissazione, idolo. Ma anche la fissazione sui peccati dell'altro è un idolo, spesso mancante anche di carità. Non puoi fare il crociato da salotto per difendere embrioni di 2 giorni e poi far morire dei poveri cristi in mare per difendere la tua identità. E merda. Ama il prossimo tuo, egli è come te, dice Buber. Il Vangelo è un inno all'amore, non un vademecum per capire in quale girone infernale finirai, secondo le formule della santa e infallibile tradizione. Ma cosa tradisce la tradizione?